A 24 ore dalla chiusura ufficiale dell'anno scolastico, gli studenti delle scuole italiane di ogni ordine e grado possono lasciarsi alle spalle le fatiche intraprese nel corso di quest'anno e godersi le tanto attese vacanze. Non tutti gli studenti però potranno rilassarsi fin da subito, infatti ci sono i ragazzi che frequentano le quinte classi degli istituti superiori che sono impegnati con il temutissimo esame di maturità. La data di inizio degli esami, fissata lo scorso 29 gennaio dal Ministro della Pubblica Istruzione Maria Stella Gelmini, è per martedì 22 giugno. Si parte come sempre con la prova di italiano. Per il 23 invece gli studenti saranno impegnati nella seconda prova, che è variabile a seconda dell'indirizzo di studio offerto dagli istituti di istruzione superiore. Gli studenti del liceo classico dovranno effettuare la versione di greco, il compito di matematica invece quelli dello scientifico. Gli allievi degli istituti tecnici invece svolgeranno la prova di economia aziendale a ragioneria ed estimo al geometra. All'alberghiero invece è in programma la prova di economia e gestione delle aziende ristorative. Noi siamo stati al liceo Martin Luther King di Favara per tastare il polso dei ragazzi che tra 11 giorni dovranno superare il leggendario esame di maturità. In particolare abbiamo fatto alcune interviste con i ragazzi della Quinta H. A quest'ultima importante tappa della vita di tutti noi sono stati dedicati diversi film, scritti libri. Lo stato d'animo con cui gli studenti si apprestano ad arrivare alla fine del ciclo di studi quinquennale è un mix di emozioni e sensazioni diverse per ogni singolo ragazzo. La paura degli esami o la preoccupazione di non arrivare in tempo preparati agli orali svaniscono al momento in cui si apriranno, il giorno degli esami, i cancelli della scuola. Diverse le modalità di avvicinamento alle verifiche di Stato. C'è chi si affida ad una sana dieta per consentire all'organismo di assimilare meglio le tante ore passate sui libri. C'è anche chi si chiude in casa ripassando le materie incessantemente, compiendo così uno sprint finale che solo dopo il conseguimento del diploma gli studenti si rendono conto che lo studio fatto negli ultimi 15 giorni era meglio ripartirlo nel corso dell'anno scolastico. Ad un giorno dalla chiusura della scuola siete ancora tra i banchi a studiare, per gli altri arrivano le vacanze, per voi ancora un po' di pazienza. Beh sì, in effetti sulle spalle noi sentiamo già il peso degli esami. Se da un lato però siamo contenti di poter conseguire l'esame, quindi di poter diplomarci, dall'altro comunque andiamo via con un po' di magone, ecco, da questa scuola, perché comunque abbiamo trascorso 5 anni importanti della nostra vita. Come ogni anno si susseguono sempre delle voci sul tema di italiano che uscirà. Che uscirà secondo te? Ma sinceramente non saprei, forse si opta su Pirandello, pensano che uscirà qualcosa su Pirandello perché è già da tempo che non esce. E poi su altro non si sa, forse è Garibaldi, quindi non si sa. Quale prova temi di più? Di fisica, è quella che temiamo un po' tutti e speriamo che andrà bene, ce la metteremo tutta comunque. Io ho 3 fratelli più grandi e quindi mi hanno parlato un po' di quello che sono gli esami. Certo, un po' di preoccupazione ce l'abbiamo tutti, ce l'ho anch'io, però bene o male, dai. Tanti gli stratagemmi che i ragazzi mettono in pratica per cercare un aiutino al momento dello svolgimento delle prove scritte. Naturalmente questo è un comportamento vietato che, qualora scoperto dai membri della commissione d'esame, potrebbe comportare l'esclusione della prova dello studente beccato a copiare. Quindi ricordiamo che è severamente vietato portare in aula, in sede d'esame, qualsiasi strumento che consenta il collegamento con il mondo esterno. La professoressa non ci sta sentendo, porterete qualcosina nascosta? Sicuramente, sicuramente. Un annuncio che sicuramente ha suscitato il panico tra i maturandi è stato quello fatto precedentemente dal ministro Gelmini, che vedeva la non ammissione agli esami per gli studenti che non avevano la sufficienza in tutte le materie. Decisione questa che è stata smentita nei giorni scorsi dalla stessa Gelmini, che ha rassicurato i ragazzi dicendo loro che con un 5 non si boccia nessuno. Anche se c'è un 5, il consiglio di classe dovrà valutare come i ragazzi si sono comportati durante l'anno, senza per forza precludere il loro futuro e quindi precludergli l'ammissione agli esami. Si cercherà di valutare il complesso del comportamento sperando che studino almeno per gli esami poi. In conclusione, rivolgendoci sempre ai ragazzi di quinto anno, ricordiamo che domani, quando la campanella suonerà per annunciare la fine dell'anno scolastico, non preoccupatevi dei ritardi con cui inizierà la vostra vacanza. Questo periodo arriva anche per voi, è solo posticipato di qualche settimana. E se volete un consiglio, quando arriva godetevelo, perché da settembre inizia una nuova esperienza che porterà maggiori sacrifici e responsabilità.